Allora, sì, esatto. Di ciao all'ultimo lampione e continuiamo a ringraziare l'Aulight per le torce. Ma cosa sto facendo? Aspetta che illumino anche la strada. Di notte ti dirai, no? Niente, voglio provare a farmi una corsetta fuori paese in roller di 20 km. Ah, guarda che comodo, me la sono messa nella bretella dello zaino. Ok, ora mi metterò nella strada grande. Diciamo tutte le torce con me, per carità. Se sento arrivare una macchina, ecco, tipo quelle che arrivano, perché qua arrivano sparate, mi fermo e mi butto in parte. E dai, speriamo bene. Beh dai, se continua così mi va di lusso, perché posso stare in parte alla linea bianca. Ok, ora non c'è più nessuno, acceleriamo. Ancora pochi chilometri e dopo inizia la ciclabile, quindi siamo tranquilli dopo. Che spettacolo vedere tutte le ombre, le case abbandonate, gli alberi, che tu non vedi purtroppo. Ci siamo, sto arrivando alla ciclabile. Ok, ora senza morire, pian piano di qua, aspettiamo sta macchina qua e dopo via dritti di là, che c'è la ciclabile e ce l'abbiamo fatta. Finalmente, yeah. No, ma dopo uso la Baton 3 che è molto più potente, mi sento molto più sicuro. Cazzo, questo è proprio un lumino da bici. Vabbè dai, è andata così, va bene così. Tu mi chiederai, madonna, ma perché singano sta roba? È meno una che aveva fatta peperonata, cioè voglio dire, quindi insomma mi tocca smaltire. Oh, grazie Sindaco Ciclabile, una volta tanto che fa una è giusta, Pula, caramba. Aia, le mattonelle non le avevo considerate. Adesso c'è da vedere se riesco ad arrivare a 2 paesi più in là, che c'è un mio amico che ha il bar, volevo andarlo a trovare, ma boh. No, in realtà è liscia e tanto anche, è una bella goduria. Sono arrivato a Eraclea, non ho visto il cartello, ma sono arrivato a Eraclea. Dì, ciao Eraclea. Mattonelle. Andiamo nell'angolo dei ricordi. Allora, qui c'era il panificio che aveva le caramelle sciolte, ma soprattutto quelle pizzette composte dal 98% di pasta vuota e il 2% di pomodoro e mozzarella. Qua c'era un muretto dove copiavamo i compiti e lì, esatto, la mia ex scuola media. Quanti ricordi? Brutti, osceni. Anni bui proprio, mamma mia, tempo buttato, vita buttata. Urco, cos'è qua? Sagra d'Eraclea. Qua te porto a vedere sti eventi di vita mondana, Sagra d'Eraclea, no. Esatto, dove senti burnout, accelerate, pick up, eccetera. Il bar del Magna Merda del mio amico Riccardo, che non mi ha risposto al telefono. No, vabbè, massa casino, dai. Andiamo a trovarlo la prossima volta. Ok, eccola qua la famosa Baton 3, più che altro vedi c'ha il suo power bank, ok, e quindi ti dura una strada di più e via più tranquillo se devi fare robe del genere. No, aspetta, vieni con me, partecipa anche tu a un po' di disagio. Guarda, questa era l'entrata. L'unico ricordo bello nell'aula a destra, l'aula di informatica, che il prof pseudo Einstein ci aveva insegnato a usare il Mac. Pensa a te, alle medie. Pronto? Oh, magna usai! Comunque, ragazzi, quanto è che consuma il Singano? Praticamente 10 km, poco più di un quarto di acqua e neanche frizzante. Poi passi al cimitero perché sai, lasci sempre un saluto, perché vorresti in qualche modo salutare, che ci fosse questa sorta di comunicazione, però poi in realtà sotto a te stesso dici oh. Ah, ma allora ditelo che è la puntata dei ricordi. Allora, questo canale, che una volta era vuoto, che è alto tipo 3 metri circa, c'ero finito dentro in moto partendo da quell'incrocio lì, vedi dove c'è il cartello al centro, 140 all'ora, impennato su per la macchina, ho fatto un mega volo e voilà, dentro qua. Sono nostalgico, però la prima pagina del giornale non sono riuscito a trovarla. Quello era il primo segnale, Singano vendi le moto, ne ho prese altre 2-3 dopo quell'incidente e poi basta. Se c'è qualcuno che va in roller e ha un po' alle prime armi, magari qualche ragazzino eccetera, allora se trovi una buca metti un piede davanti all'altro, cioè così, ok? In questo modo non ti capelli, guarda, tutum, hai visto? Non succede niente.
Se invece arrivi coi piedi così affiancati tutti e due, ovvio che fai un bel svolo in avanti, no? E la base, veramente è la base. Se vuoi iniziare, se per caso ti sei preso un paio di roller, peso sempre un po' in avanti e mi raccomando sempre accucciato, sempre giù con le ginocchia. Giacomo non mi ascolta mai, però è indispensabile se non vuoi cadere, e possibilmente braccia larghe. Ma sai che non vorrei dire cazzate adesso, a parte può essere, diciamo, no, l'usura, vabbè, il discorso che sforzi magari un po' i muscoli delle cosce eccetera, ma come fatica, guarda che secondo me si fa molta meno fatica in roller che in bici, magari sbaglio. Bene ragazzo, ti saluto, se arrivo a casa, se non parlo ancora bene, ancora la gola fa un po' male, se arrivo a casa sano e salvo è stata una bella avventura. Beh ragazzi, adesso vengo, però non so quanto si vede, ma la Baton 3 devo dire che illumina come una moto, magari no, però come uno scooter si cazzo, guarda che roba pazzesca.